Eccoci. Ciao, eccoci. Ciao Matteo. Come va? Oh, là, bene, dai. Ho Bene. visto che sei già uscito un paio di volte. Sì, guarda, allora sono uscito e ti devo dire una cosa, Mh-mh. avevo intenzione di fare una diretta, domani, mi pare, sì, domani volevo fare una diretta su YouTube per parlare di alcune criticità Mh-mh. che, ho individuato. Poi parlando con i miei soci youtuber, noi 4 moschettieri siamo, no, se Sì, abbiamo il nostro gruppetto, okay, ne abbiam parlato oggi, veramente abbiam deciso 5 minuti fa, non più tardi di 5 minuti fa, che l'argomento è talmente importante che faremo una live diretta questa sera alle 9 sul okay, canale di Lori Bart, che è quello che ha più okay, seguito, lui ha 80.000 iscritti, okay. quindi partiamo da lì, poi pubblicheremo la diretta su tutte le altre piattaforme, però partiamo di lì. Perché credimi che ancora oggi Mh. ho visto cose che incredibili. No, lunedì sarà un delirio. Ho Lunedì paura sarà un di sì. delirio. Ho paura Lu- di sì. Lunedì sarà un delirio e il mio terrore è quello che non vorrei che veramente dovessimo tornare in fase 1 per colpa dei ciclisti, cioè nel senso che poi magari per colpa di tutti gli altri, no? Però in giro ci saranno solo ciclisti e quindi, boh, non so, siamo preoccupati perché oggi Allora, ti giuro, guarda, stamattina ho rilavato la BMC, quella che uso mezzo gravel, mezzo strada, e ho detto: "Boh, dai, vabbè, vado via 10-15 minuti, faccio un giretto giusto per prendere un po' d'aria, per riprendere certo, confidenza con l'equilibrio". Ed effettivamente fuori c'era tantissima mh, gente e tantissimi a piedi ovviamente, a far la camminata e cose del genere, ma tantissimi ciclisti, veramente sì, tanti. Tutti con la bicicletta perfetta, precisa, pulitissima ovviamente, perché eravamo tutti a eh, casa, però ce n'è veramente tanti, non lo so, speriamo bene. mh, Ma vedo sì, vedo già scorrere qui sotto qualcuno che scrive: "Più che i ciclisti, soprattutto quelli che fanno jogging". Tutti quelli che fanno sport, che hanno voglia di sì. anche fare una passeggiata, Ma poi boh, io non ho lo una so. cosa incredibile che ho visto oggi, a parte il ciclista che comunque capisci che andare in bici con la mascherina, a parte che la legge non lo No, prevede, esatto. però è veramente complicato, perché proprio non riesci a respirare. Però io ho passato più o meno 5 borgate da noi, paesini Mh-mh. classici, e in tutte le borgate ho beccato gente per strada, 2 o 3 persone assieme che Sì. parlavano senza mascherina. Allora ragazzi non abbiam capito veramente una mazza, cioè No, è questa fase 2 non che è un libera tutti. no, esatto. Cioè, io se esco di casa e butto la spazzatura, non è che mi fermo a parlare 2 ore col vicino a un palmo, cioè se incontro il vicino ci teniamo a distanza o esco con la mascherina, se voglio far 2 parole. Purtroppo io ti giuro, sono un po' preoccupato perché Anch'io ci non sono manca solo, molto guarda. Se anch'io torniamo non nella sono fase molto 1 convinto. Anche siam perché proprio veramente credo, ma proprio ragionamento mio personale, che se si torna alla fase 1, quindi alla quarantena vera, diventa grave la situazione, vuol dire no, che diventa sarà ancora più impensabile. lungo, Sì, cioè difatti. Non veramente, cioè, a ci me 50 giorni adesso son pesati un po'. Sì. Okay che vedo la fine, tutto quello che vuoi, però è tosta. Cioè, andare con calma, non è che ci Guarda, no, adesso vedo che un ragazzo qualcuno ha scritto: "Stanno arrivando i turisti?" Punto sì, lo interrogativo. Probabilmente perché ha visto il mio post. mh-mh, Io che ci crediate o no, l'altro ieri, da noi è un posto turistico, proprio prettamente turistico. Tu considera che noi siamo 3.000 abitanti per mh-mh. 45.000 posti letto. Cioè ti faccio Cavolo, la proporzione questa è del mio comune sì, dove sì, abito io, no? turistico totale. Proprio turistico totale. Noi quando non c'è il turismo siamo nel deserto più assoluto. Eh no, ma è così, è così. Perciò io li capisco anche chi viene da fuori, giustamente, che non vede l'ora di arrivare qua, che si trova al mare, si trova. Però l'altro giorno sono arrivati 2 camper e ho beccato una che dice al telefono: "Sì, sì, siamo appena arrivati". Io vorrei sapere da dove sono appena arrivati. Madò. Cioè, ragazzi, così siamo nella merda, così veramente non usciamo più, Io capisci? Cioè, capisco che ci sono tanti magari che veramente
far la quarantena in città non deve essere stato No, facile, non quello deve essere stato guarda, facile. esatto, deve essere impressionante, assolutamente. Però è un impegno personale anche nel rispetto di tutte le altre persone che ci sono intorno e di tutti gli altri in generale. Sì, Ci vuole tanto impegno e ho paura per la prossima settimana, ti dico la verità anch'io. sì, sì, Non sì, lo so. difatti, guarda, adesso pensavo anche, sai, io come criticità pensavo alla borraccia perché io sono uno che beve tantissimo e esco Mhm, sempre con una borraccia sola, quindi riempio sempre le fontane, mhm. no? L'altro giorno sono uscito in mountain bike e comunque dopo un po' di tempo ero vuoto completo, mi sono fermato e ho riempito alla fontana. Cioè, anche questa cosa qui sarà un attimo da capire come, qual è il margine di rischio che Sì. si ha nel rifornirsi a una fontana. Poi il fatto che hai la borraccia all'aria, quello secondo me non è un problema perché chi ha No, paura che lo puoi coprire, insomma, esatto. quella la vai. E un'altra cosa secondo me importante sarà il fatto della scia, perché io capisco che è vero che basta tenere distanza, ma se io vedo uno a 300 metri e pian piano lo chiudo, dovremmo farcene una ragione e cambiare strada perché Sì. non puoi pensare di stargli 10 minuti No, dietro per aspettare. per aspettare il momento buono o non puoi neanche pensare veramente di arrivare sempre di slancio e passare tutti al Bravo, triplo della velocità. assolutamente, assolutamente, È esatto. una cosa banale, però poi quando sei effettivamente fuori ti succede. Mm, Non lo so. Io personalmente sto cercando di resistere perché non vorrei mettermi a fare il giro del comune, che nel mio caso è abbastanza limitato. Spererei di poter fare un giro tendenzialmente non in strada, o meglio, non dove c'è la gente, magari vado su per sentieri certo. in mountain bike o simili, in modo da stare in posti isolati. Però, non so, mi aspetto di trovare tanta gente anche in mezzo al bosco, dico la verità. Sì, sicuramente, guarda, sicuramente, Ma assolutamente. guarda, stavo leggendo adesso, oggi ho fatto un giretto in bici da corsa e veramente era già pieno di gente in giro, sia in bici che a piedi, Eh sì. però devo dire tutti nel rispetto degli altri. Sì, Vabbè, buono, ci mancherebbe. almeno da te. Bisognerà sempre fare gli scatti alla Quintana per Eh. sorpassare, sì, avere la gamba di Quintana. Vabbè, comunque, no, dai, io direi riprendiamo Riprendiamo un po' di domande un po' che li di abbiamo domande. lasciati, Esatto. erano un po' sospese quelle E, domande. la prima, ne ho un paio anche mie personali, ma prima riprendo con l'elenco. Sì, È come programmi le uscite e in ogni quanto giorni fai una giornata di recupero? ok. Io guarda, normalmente faccio una giornata di scarico una volta alla settimana, che Mhm, sarebbe il lunedì, perché normalmente io il sabato e la domenica faccio, purtroppo, anche se non si dovrebbe fare, faccio 2 giornate consecutive di, tra virgolette, carico. E normalmente una è su strada e una in mountain bike. mhm. Quindi il lunedì è dedicato allo scarico, normalmente il martedì e il venerdì sono dedicate alla palestra e poi ho le 3 giornate di settimana che sono quelle jolly, nel senso che mi alleno sempre, però quelle sono quelle sacrificabili, no? Mhm. Per Sì, lavoro, per perché impegni, esatto, perché può questo volevo succedere, dire. ci mancherebbe. E quindi diciamo che più o meno mi gestisco così. Lo scarico è fondamentale. Io cerco di fare Perché sempre comunque recupero attivo. lavoriamo e quindi sì, Sì, nessuno dei due è un ciclista professionista, quindi bisogna certo, sempre incastrare. Una delle domande che era assolutamente. arrivata era che cos'è la giornata di scarico? Cioè, chiariamo Assolutamente, guarda, il io termine. esatto, ho fatto anche un video su quello, ho fatto anche un Sì? video È vero, me lo scordo. perché è importante capire che cos'è lo scarico. Io nel video parlavo del mio ritmo cardiaco, ma ovviamente bisogna parlare di zone, no? Mm, Perché ognuno ha il suo valore. Quindi io la chiamo zona 2, 130 battiti, non supero di solito i 130 battiti per 45 minuti, un'ora, poi dipende. È proprio il classico giro relax, esatto, è il tranquillo. giro spettacolo perché di solito sei sfatto dai 2 giorni prima, quindi io non vedo l'ora, guarda, io di solito lo faccio in pausa pranzo perché il lunedì normalmente posso uscire in pausa pranzo. Certo. D'estate riesco a farlo al mattino presto e quindi mi va molto bene perché io ti giuro che la mattina del lunedì arrivo in azienda gonfio
perché sai che il fisico per proteggersi accumula liquidi certo. e quindi ti senti proprio una sensazione di gonfiore, non avendo chi ti fa i massaggi e scarica questo gonfiore. Quindi niente, aspetto di poter fare la uscita di scarico, la fai a 130 battiti, nel mio caso più o meno 120-130 battiti per 45 un'ora Mhm. senza forzare, quando torni sei nuovo. Infatti, adesso stavo leggendo, a parte che qualcuno ha scritto come mai si può uscire se non è ancora il 4, nella mia regione e nella tua anche si può uscire all'interno del proprio comune. Poi non so se Esattamente. altre regioni hanno Guarda, la dato Toscana, disposizioni diverse. so che la Toscana da oggi l'ha attivato. Ah, ok, Da oggi anche loro possono uscire nel loro comune. ok. Però appunto io essendo in Liguria potevo già da lunedì scorso. Poi un altro ha scritto, Biker, di cosa ti occupi come lavoro? Sì, allora io lavoro in un'azienda di distributori automatici. Eh, Magari li conoscete perché i VS Italia sono quelle macchine che sono ad esempio nelle stazioni ferroviarie in tutta Mhm. Italia, quell'azienda lì. E la tua azienda ha continuato a lavorare limitatamente a tutti gli ospedali e Allora, quel sì, settore lì? assolutamente. Noi siamo arrivati nel punto massimo di lockdown dove avevamo il 20% più o meno dei clienti aperti e Mhm. del personale impiegato. Ok. Difatti l'80% era in cassa integrazione. Stiamo pian pianino riprendendo e lunedì dovremmo avere una riapertura molto importante, però noi abbiamo i clienti più importanti nostri, tre, tre categorie delle più importanti che sono completamente un casino, perciò gli ospedali, che sai Mhm. che la gente pensa che noi in ospedale lavoriamo molto di più, ma non hanno capito che in ospedale non ci va più nessuno. Eh, Cioè in ospedale ci sono solo i malati, noi lavoriamo tanto con le visite, i parenti, mhm. tutte queste cose qui, no? I parenti non potevano più andare in ospedale, le Certo. visite sono state bloccate. Quindi noi abbiamo avuto un calo incredibile lì, le stazioni perché la gente non si sposta più e ovviamente le scuole che sono state chiuse, quindi quello è stato un devasto veramente. Mhm. E invece leggevo un'altra, tornando all'argomento di prima delle zone, le zone date dalla Garmin vanno bene o vanno cambiate? Qua devi rispondere tu perché io uso un altro Sì, marchio. allora, ma è semplicissimo perché normalmente Garmin che cosa fa? Quando tu gli dai il tuo valore, normalmente si fa due tipi di calcolo, o glielo imposti tu oppure con l'età lui si fa il calcolo delle tue fasce, perché come sapete il metodo più semplice per avere la propria fattore cardiaco massimo è Mhm. col calcolo dell'età, però ad esempio se sei uno allenato come sono io vado ben oltre quello che mi dice il cardio, no? E quindi Anche a me è successo così. esatto, nel mio caso, o comunque nel caso di chi è allenato, dovresti andare a toccare le fasce. Mhm. Io però sono uno che le fasce, le zone non le guarda mai. Io guardo il numero. Cioè io so Anch'io. che se sto a 150 battiti insomma, so le mie caratteristiche, quindi non ho bisogno di guardare controllare le fasce. Sì, a me piace guardare sempre come si dice, la frequenza cardiaca istantanea e pesarla, diciamo così, con un altro valore. Se sono magari sul piatto, guardo velocità, cadenza e frequenza cardiaca, oppure se sono in salita, voglio sapere la pendenza e la frequenza Certo, cardiaca perché mi dà un metro della mia sensazione e il confronto con il numero, col dato proprio oggettivo, diciamo, no? certo. Quindi, ok, così. Quale FTP avete? Ma c'erano altre domande sopra, la gente al posto di uscire sta in diretta, sì, meglio, meglio. E il discorso No, degli guarda, orari per uscire è vero? Questo non lo so, nella mia regione non ci sono orari, coprifuoco, robe del genere. allora, se non sbaglio, ma devo averlo rimossa come dato, da noi si può uscire in bici dalle 6 del mattino alle 22 di sera, ma l'ho rimosso Ah, perché è un orario talmente grande che non mi interessa, cioè tanto io non sì, esco prima delle 6 o dopo le 10, no? Però l'ordinanza mi pare che fosse quella. In Liguria era dalle 6 del ok. mattino alle 22 di sera. No, in Friuli Venezia Giulia, che io sappia, sulle ordinanze orari per uscire o non uscire non ce ne sono, quindi non lo so. E difatti Credo la di no. Liguria era l'ordinanza della Liguria. Mhm. Perciò ogni regione fa, Sì. fa quello che vuole. Esatto.
La tua Sull'F FTP, perché io la mia non me la ricordo, so che l'ho cambiata allora recentemente su Zwift. allora il mio FTP vero, non quello su Swift, perché su Swift, Eh, lasciamo perdere. Okay, il mio FTP vero attualmente siamo sui 260, 265, più mh-mh, o meno, ecco. Io posso arrivare in stagione piena, quando sto proprio bene, mi alleno bene e peso poco, a 300, ma 300 li tengo per veramente poco, per un mesetto, 20 giorni all'anno. Se decido di prepararmi bene per far magari ovvio. qualche salita. Però di solito son sui 260, 265, insomma, questo è quanto. Okay, okay. Guarda, recupero un'altra domanda che era arrivata sempre da qua. Cosa pensi del ciclocross? Allora, il ciclocross sinceramente a me non è mai piaciuta come disciplina perché, facendo guarda, io so che il ciclocross è una disciplina storica del Mh-mh. ciclismo, no, cioè proprio è nata molto prima della mountain bike. È nata quando, gli stradisti d'inverno non sapevano come allenarsi perché c'erano le strade ghiacciate e tutto, si buttavano dentro 'sti rivassoni, però, a me non è mai piaciuta perché non riuscivo a capire perché queste bici da strada con le devono fare sterrato, allora usa una mountain bike, no, però vabbè ci sta, ma ci sono altre discipline del ciclismo che mi lasciano perplesso, tipo quella sai no, ma tipo quella sai quelli che fan tutti quegli equilibri con le biciclette? Quello E non è s pure sport olimpico, cos'è? ehm, no, ma Quello aspetta, no, tu non UCI, no, tu non dici trial. non trial, no, No, okay. no, Trial è no, no, il un'altra trial roba, anche lì no, il trial ha io tutto amo il un trial. fondo No, storico e tutto il resto. No, ma no, il no, non so trial che a me piace da tantissimo, l'ho fatto da bambino, la prima okay, guarda non io sapevo. sì, sì, ho avuto diverse moto da trial, ho avuto, una bici da trial, no, il trial a me piace e ti dà tantissimo equilibrio, quindi il trial Okay. no, ma quello che fanno con quelle bici strane a scatto fisso, che sembra il circo, Ah, quelle lì. sì! Sì, sì, okay, okay. Si vede nelle Quel città, robe del genere. sì, No, vabbè, quello non mi piace neanche a me perché vabbè. è molto vicino al acrobata o robe Esatto. così, no, Vabbè, non mi vabbè, piace. comunque al di là di quello, il ciclocross però capisco che sia una disciplina fondamentale, lo fanno in tantissimi. No, anche a me non fa impazzire per diversi motivi, che lo trovo un po' una via di mezzo e quelle le vie di mezzo così non mi fanno impazzire proprio di carattere, e perché se mi devo sporcare faccio mountain bike. E so che è una Eh. roba da precisini, però è No, ma così. sai cosa? Io son convinto di una cosa, che probabilmente il ciclocross inteso come gara in un circuito Mh-mh. ci sta, ma non è cioè, non è Ah, possibile cioè se tu fattibile di amatorialmente ma se andare tu faccio di un giro di ciclocross, no, è impossibile. faccio un giro di ciclocross, secondo me usa una mountain bike, eviti il rischio di farti male, perché Sì. una mountain bike ha le gomme più larghe e ti dà più sicurezza. Poi ognuno la può vedere come vuole. Poi un buon Garmin per mountain bike. Io uso il peggior Garmin da mountain bike perché io uso il 1030 che è un Okay. padellone così, ma perché io faccio tantissimo, "escursionismo" tra virgolette, cioè io mi Mh-mh. creo le tracce, le navigo e quindi so che non è il massimo perché è molto ingombrante sulla bici, cioè Mh-mh. molto, via. Secondo me il 530 è forse il compromesso migliore. Il 530 è molto piccolo, Okay. però le tracce non dipende se come sempre uno che cosa ci deve fare. Ma usi lo stesso su strada e mountain bike? Io ho Lo un stesso solo ciclocross? Garmin che giro Okay, su tutte le bici, sì, sì, okay. assolutamente. Okay, anch'io facevo così con un altro marchio, con Brighton, ma adesso ho il modello successivo con cartografico e tutto il resto, allora devo capire se continuare a usare sempre uno e cambiare solo l'impostazione della bici ogni volta che esco, oppure se Certo. usarne uno diverso per ognuna. Anche Io perché guarda avere tanti dati, tante informazioni mentre vado non sempre mi piace. Proprio anche perché ogni tanto devi fare l'uscita per dire: "Okay, mi rilasso, solo pedalo e mi guardo in giro". sì, sì, certo. Io ti dico, a me piace tanto avere i dati, poi magari li guardo come no,
Mh. Però guarda, anche il Garmin grosso, anche su strada, facendo spesso giri fuori, mi serve averlo cartografico. E più di una È volta mi la porta a cosa casa il Garmin, eh? Sì, mh-mh. no, no, ma è impensabile per me, È la per uno cosa che che fa vorrei provare di più. Non ho mai eh, avuto un cartografico vero, magari un ciclocomputer che mi desse la direzione, che mi dicesse dove svoltare, cose del genere, sì, avendo caricato prima il percorso. Ma avere la mappa davanti è una di quelle cose che voglio guarda, provare bene. ti dico ad esempio una cosa, Garmin ovviamente ti dà tutti i dispositivi ti dice gira a destra, gira a sinistra, io disabilito tutto. Mh-mh. È proprio una questione che io ormai lo uso cartografici da più di 10 anni, no? E io disattivo tutti quei dispositivi lì, lascio Sì, solo il bip che ti avvisa se esci dalla traccia. okay. Però sono uno che preferisce guardarlo, cioè se io arrivo su un bivio, guardo dove girare, piuttosto che se poi mi accorgo che un bivio era nettamente, cioè dico sicuramente si passa di qui e lo sbaglio, mi avvisa Lui lui. ti avvisa, okay. Però avere una cosa che ogni momento mi dice gira a destra, gira a sinistra, io l'ho Sì, provato, mi dà tipo veramente fastidio. navigatore. Sì, Sì, mi dà l'impressione che ti deconcentri, in che bici non mi, no, preferisco seguire la traccia a occhio. e qua ci colleghiamo a un'altra domanda che c'è qui sotto, che però avevamo già listato, che era se fareste mai un giro in un viaggio in bici, scusa. Io sì, ed era una delle cose che avevo programmato per questo periodo. Bikepacking, ma molto leggero, non viaggio, una notte, massimo 2, con arrivo in albergo, non tenda e cose del genere. Mi piacerebbe molto provare. Io non Tu? sono uno, a me non piace viaggiare pesante, viaggiare io detesto anche solo uno zaino, è una cosa che proprio mi irrita. Capisco che ci sono esperienze che puoi fare solo in quel modo lì e quindi sì, ci sono cose che mi piacerebbe fare, ma come esperienza, no? Vivrei tutto il resto, cioè portare la bici, portare lo zaino Mh-mh. o appunto lo vivrei un po' come una cosa che non mi piace, però un viaggio inteso proprio viaggio in bici con tenda o no, non è nella mia. Dovrei fare sto giro avevo in programma quest'anno di Mh? fare il giro del Monte Bianco, Sì? sono 3 notti, mi pare, 3 notti fuori, dormi nei rifugi e tutto, ma quella è un'esperienza un po' particolare, boh, vediamo se la farò, vi racconterò com'è andata. Per uno che è completamente contrario a questo genere di cose, io No, lo zaino anche a me non piace, mi vien male solo l'idea di pedalare con una mh, roba sulla schiena. Ho provato e proprio no, solo in casi di necessità assoluta, però magari con delle borse sulla bici, distribuendo bene il peso sulla bicicletta, mi piacerebbe, potrebbe essere interessante. vedi che qua scrivono l'Alta Via dei Monti Liguri, l'Alta Sì, Via. L'Alta Via è un mio sogno, veramente, forse ne avevam già parlato l'altra volta. Sono 8 tappe e mh-mh. attraversi tutta la Liguria, tutta, proprio tutta, Deve essere dalla bello. Spezia, da Ceparana fino a Ventimiglia, che poi non è proprio Ventimiglia, è leggermente un po' più su, poi arrivi giù a Ventimiglia. Mh. Fantastico, 8 tappe, però cavoli. M'han No, detto deve che essere oltretutto c'è bello. da fare tantissimo portage, quindi non è che cioè te la devi camallare a mano per parecchio Sì? tempo, quindi Mh. sì, sì. Mh. No, Sì. ecco, venduta così non è proprio il Purtroppo massimo. m'han detto Però questo, che purtroppo chi l'ha fatta m'ha detto che c'è tanto, tanto perché purtroppo sai da noi in Liguria il territorio è veramente aspro. aspro, Mh-mh. e quindi è inevitabile, cioè ti trovi dei posti da fare a piedi, quello è fuori Okay, dubbio. dei passaggi. Invece stavo Abbiamo sco vedi che scrive, abbiamo anche la Via del Sale. La Via del Sale è fantastica, io l'ho fatta tutta perché è quella che, se non sbaglio, se intende quella, è sì? quella che da Limone, Piemonte, scende fino al mare. È quella appunto dove portavano il sale in Piemonte avanti e indietro. E quella sì, l'ho fatta tutta, è fantastica, però quella è fattibile, poi comunque è molto più corta, cioè Mh-mh. per assurdo se vuoi la fai in un giorno, se sei uno che Okay, mena un po' okay. da Limone arrivi al mare in una giornata, quindi capisci che è tutt'altra Ma cosa. e chilometri quel percorso lì?
80 mi pare, 80 Sì. chilometri. No, no, si fa, Cioè, sì, aspetta, 80 chilometri di mountain quan- bike vera, eh. stavo Cioè, per chiederti quanto dislivello? e dislivello, sai che a venire in giù, perché se la fai in su, Sì? inevitabilmente ne fai di più, mi pare poco, 2000, Boh, ok, 2000. No, si fa anche in autonomia, cioè proprio da solo, eh. bello. Cioè vai a Figo. Limone e torni giù. Sì, sì, si fa, si fa. E invece volevo recuperare un'altra domanda che mi era scorsa davanti, che è come ti trovi con la BMC? È vero che sono delicate? No, mia esperienza assolutamente no, mi sono trovato benissimo, mi trovo ancora benissimo e probabilmente è la bici che non darò via anche se cambierò e farò magari un salto un po' più in su, sempre sulla stessa tipologia perché mi ci sono proprio affezionato e la uso senza tanta delicatezza, quindi assolutamente no, secondo me non sono delicate. Non so se tu hai mai avuto BMC. No, BNC no, mai. BMC no. Beh, io devo dire mi trovo benissimo e proprio mi ci sono affezionato. Sai, quando vai oltre l'oggetto. Sì, sì, No, sì, no, 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 davvero. assolutamente, Vabbè. assolutamente. La mia è la GF02 che nasce come bici gran fondo totale, però accetta anche configurazione gravel, quindi a passaggio ruota Ah, ok. un po' più grande. E adesso, infatti, non vedo l'ora di provare bene. Ho montato sulle ruote di T-Swiss il pneumatico di Vittoria Terreno Zero, che è quello con le squame ai lati Ah, per fare ok, anche sì. strada bianca e cose del genere. È un bel canale centrale duro e liscio al centro e per usarla anche su strada è non male. Sono quelle due uscite che ho fatto prima del lockdown, ero molto contento. Secondo me è una Bene. bicicletta stupenda. E questa invece è per te, perché di nuovo su Garmin, ma se con il Garmin i sensori di cadenza e velocità li sposti da una mountain bike con ruote più piccole ad una bici da corsa, il Garmin non riesce a capire o lo devi impostare, no? Questo credo Allora, valga per tutti i modelli che lo devi impostare. ecco, invece, guarda, su Garmin hai il vantaggio che si autocalibra. Ah, vedi, non sapevo. Sì, Questa è in una cosa base al differente. GPS. Sì, sì, lo puoi Ah, ok. fare. Difatti io, guarda, il mio è sempre in autocalibrazione. Tu metti io non l'ho mai impostato, cioè imposti Sì, autocalibrazione. Lui cosa fa? In base al GPS conta, lo fa 2 volte, poi va in automatico. Anche perché io ho messo, non li metto spesso, cioè ogni tanto mi si scarica la batteria e lascio anche lì prima il mhm. sensore di velocità, Sì, perché poi alla seguo. fine, nel mio caso, se incontri qualche galleria ti può essere utile per Ok. avere ma perché come esci comunque aggancia a satellite. Però, ad esempio, sulla bici da strada ci tengo ad averlo. Insomma, se hai un Ah, Garmin questo non puoi anche sapevo. farne a meno. Sì, sì, assolutamente, Questa è assolutamente. è una differenza. Invece quello che uso io, tu hai la possibilità di impostare più biciclette, quindi sai che la Sì, sì, BC1 certo. è la Specialized, la 2 è la BMC, la 3 è la mountain bike e vai così, no? No, il bello di questo è proprio il fatto di non dover impostare questo genere di dato perché sempre, sai, poi sono sti numeri che non ne Mhm, capisci mai, 220 e tutto. No, su Garmin io ho le due impostazioni, mountain e strada, mhm. perché ho bisogno di dati diversi e perché sulla mountain bike non ho i misuratori di potenza, mentre sulla bici da strada ho il misuratore di potenza, quindi ho schermate Quindi dedicate, ad esempio sulla schermate bici da diverse. strada sì, c'ho il cambio elettronico, quindi ho il radar di Garmin che è una bomba Mhm. veramente, quindi quando attivo la modalità strada mi esce completamente un altro computer Ok, rispetto a quando lo certo, uso in mountain bike. certo. Beh, stavo guardando, cosa ne pensi di Giant? Io non ho mai provato, quindi rispondi Nemmeno tu. io, sì. Neanche No, tu? no, io nemmeno mai. Niente. E poi un altro Matteo scrive, io con Brighton senza sensore va benissimo. No, anch'io, questa Sì, differenza non la sapevo, quella che abbiamo appena detto del fatto che si autocalibri Garmin, però io con Brighton veramente ne ho avuti già tre e perché ho avuto la possibilità di provarli e tenerli e veramente mi sono trovato molto 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 bene. E lì
una scelta che fai anche un po' così, provi e poi magari resti Ma su una sì, casa. Quello che mi piacerebbe capire è la luce posteriore, varia si chiama, no? Dicevi, di che Garmin, bomba, ragazzi. quanto la userei e Non quanto torni più mi indietro. piacerebbe. Non Non torni più torni più indietro? indietro. No, non torni Uff, più indietro. Ti faccio un esempio che tu capirai sicuramente. Le AirPod che hai sì, tu, sì, torneresti al filo? no, Bravo, è però la uguale. Però ogni tanto quando magari vado fuori solo, che sono in posti isolati dove so che non incontro macchine, magari piattoni in mezzo ai campi, Sì, uso una cuffietta e uso quelle col cavo. col filo. Sì, Ok, per una questione di praticità, perché magari mi può uscire se la perdi, cose del genere. Quello è certo. l'unico caso, però Ma dai. era per farti il Avevo paragone, no? capito. Sono quelle cose che tu dici no, vabbè, ma dai, ma ne varrà la pena. Poi quando le provi dici, cavoli, ma aspetta un attimo, qua hanno fatto una cosa Mhm, veramente. Il Varia, il Varia fa impressione. Perché uno dice, vabbè, ma io sento che le macchine arrivano, vabbè, ma io vedo che, ma che cosa me mhm. ne frega? A parte che ha fa una luce che io non ho mai, fa un lampeggio Sì. che quando io vedo uno davanti mi accorgo immediatamente se ha il Varia perché ha una luce che la vedi a un Sì, quindi più per chilometro. quello, cioè, tu magari la bicicletta dietro, scusami, la macchina dietro la senti perché sei attento, tutto quello che vuoi, però è la persona in macchina che La ti persona vede ti senza vede dubbio. senza Ok, dubbio ok. ti vede e tu comunque, credimi che, guarda, dopo avere il Varia, io lo monto solo sulla bici da strada, non lo metto sulla Sì, mountain, sì. no? Più di una volta mi viene da guardare quando sono su Per asfalto, essere... guardo il Varia, dico, "Ah, sta arrivando qualcuno? Ah no, mi devo girare." Poi è anche brutto perché forse a volte ti fidi, no? Mhm, Perché, ad esempio, se devi girare, sì, io do subito un occhio al Varia, ok, o se devo schivare un tombino, schivare qualcosa, do un'occhiata al Varia. Poi è chiaro che se devo fare proprio un'inversione, allora poi mi giro anche, no? Però mi giro più tranquillo. certo. Credimi che devi provarlo il Varia. Costa un botto, Proverò, ma proverò. vale la Vale pena. la pena. Secondo me un problema il Varia. È enorme, è troppo grosso, un biscottone così è proprio brutto da vedere. No, dovevano Adesso- fare. infatti, adesso l'ho letto, il Vario è utile ma bruttissimo, È effettivamente. bruttissimo. No, fa schifo, fa schifo. Dovevano Design. inventarsi qualcosa di. L'avessero fatto rotto. Cioè, io capisco, Mm. per farci stare tutte quelle cose, probabilmente l'esigenza è quella, però è proprio brutto, da vedere. Sì. E No. leggevo adesso che la rogna in futuro saranno le auto elettriche che non senti arrivare, quindi tutti dovranno muoversi con qualcosa tipo il Varia, vedi? Le Sì, auto ma le auto elettriche, elettriche secondo me, può essere un se non problema. sbaglio, hanno l'obbligo sotto una certa velocità di avere un rumore. Boh, non lo so, però non E voglio anche, entrare. anche nei centri abitati, centri storici, anch'io leggevo una roba del genere, che Eh, devono fare un rumore per esatto. rendersi riconoscibili. Poi c'è Sì. c'è chi simula il rumore del motore, poi apriamo un Vabbè, vabbè. argomento Sì, no, lascia assurdo, perdere. Con la lasciamo Porsche che perdere. ha fatto che l'ha chiamata Turbo, Vabbè, guarda, mi viene male solo il pensiero, però vabbè, fari loro. orribile, vabbè, però questo Sì. è il mondo moderno. No, invece tornando alle domande, no, se dovessi scegliere una sola bici tra tutte quelle che hai, una con cui non dico che potresti fare tutto, ma una, Una, inevitabilmente l'FSI. sì? Eh sì, perché riesce a tutto. È come una gravel, Mhm, capisci? Cioè, con l'aerod non posso di certo fare mountain certo, bike. certo. Con la scalpel su strada, credimi che comunque dopo tanti chilometri, l'FSI chiusa, gonfi le gomme, ragazzi, è una bici da strada. Perciò, se proprio uno deve avere una sola bici e vuole fare un po' di tutto, l'FSI, cioè la front, è quella che ti dà più possibilità. Sono andato a tanto così da comprarla un mese prima del lockdown perché è uno dei miei pallini, cioè, ho sempre voluto avere quella bici là, ma da tanto tempo, cioè, proprio non dico dalla prima mountain bike, ma praticamente sì.
E poi ho provato dell'altro e mi ha messo il dubbio, però Eh, mi piacerebbe tanto. Non ho mai provata, quindi proprio non ho il paragone di quella sensazione. Mi è sempre piaciuta per geometria, per caratteristiche, però ma guarda, mi ispira. Se l'FSI, mi dici così. tu hai presente, cioè la mia, hai presente la mia, quella Mhm. con la Lefty Ocho e tutto. Sì. Han fatto un mezzo da paura. Io veramente quella bici lì è impressionante. È di un rigido e di una guidabilità. La Lefty Ocho è imbarazzante. Hanno migliorato la Lefty che uno dice, cavoli, la Lefty già fa paura. Non c'è storia. Oh, ti dico, io avevo, come sai, avevo la Lux che montava il top di gamma che ci corrono Mhm. al mondiale di Forcella, Sì. eppure la Lefty Ocho, la mia, io la considero superiore. Sarà una questione di abitudine? Sarà quello che Sì, vuoi? Ma probabilmente con... anche il tuo corpo conosce le sensazioni che quella forcella dà mentre la Assolutamente, guidi. assolutamente, oramai tutto quello che vuoi, però la Forcella impressionante e l'FSI un telaio stratosferico, Sì. veramente, veramente, sì, è una bici della Madonna. No, devo trovare il modo di provarla, assolutamente. Sì, sì, E, no, devi provarla, assolutamente, sì. Quanto sei e alto tu? 1,75, 75 è un po' un casino farti provare la mia, però si potrebbe però anche provare. ho la gamba lunga, Ah, quindi maschero un ah. po' sulle dimensioni, Ah, ma se vengo su da voi e porto l'FSI, Mhm. perché di solito porto più la Scalpel quando vado in posti Ok, che non ok. conosco, no? Perché è un po' più escursionistica, però se la porto te la faccio provare. Ok, grazie. E invece leggevo, come mai non acquistate biciclette italiane? Questa è una bella domanda, però, cioè, una bella domanda, la trovo interessante, però può essere pruriginoso Sì, l'argomento. Vai, rispondi tu. decisamente, decisamente. Allora, siccome la bici è una questione proprio di, non di esigenza, come ti posso dire, ma di puro piacere, no? Io sono convinto, la scelta dell'aeroad è proprio l'evidenza nel mio caso. Cioè, io ho scelto una bici, io sono strettamente uno scalatore come caratteristiche Mhm. fisiche, no? Ho scelto una bici che tutti mi dicono, ma te sei pazzo. Ma io l'ho scelta perché mi piaceva veramente tanto, mi piaceva davvero tanto esteticamente. E purtroppo a oggi io non vedo marchi italiani che mi piacciono, che mi piacciono esteticamente. Oh ragazzi, a me, io adesso mettetevi l'elmetto perché sto per dire una cosa che è da Eh. elmetto, eh. A me non piace la Pinarello, non mi piace, esteticamente la trovo terrificante. So che mi prenderò delle bastonate, però è così, ragazzi, cosa ci devo fare? Vediamo se Purtroppo i gusti sono siamo, gusti. Cioè, vediamo se siamo oh, allineati su Pinarello. Non ti piace estetica. esteticamente, lato grafica, geometria, No, cosa? no, ma grafica quella si cambia, i colori si Ok. cambiano. No, a me tutte ste forme mosse, la Mhm. forcella fatta così, il carro mosso, a me tutte queste forme non lineari, a me fa impazzire la FSI perché è pulita, è perfetta, è Spigolosa. spigolosa. Anche a me A me piacciono quelle piacciono linee. quelle linee lì. L'Aeroad mi piace perché è una lama, perché ha una lastra. A me ste forme tutte strane, no, non mi piacciono, non mi piacciono. Purtroppo, ragazzi, è così. Lì son Quando gusti, la... eh. Esatto. Quando la vedo in strada, perché ce ne sono tante che girano, perché hanno fatto tanti modelli, tante declinazioni, mi cade l'occhio, ma mi rendo conto che come dire, la apprezzo e lei mi coglie per la storicità, per Ma tutto quello il no, certo. contorno che c'è sul marchio. Poi, come dicevi tu, è una questione troppo soggettiva. E mi piacciono altre forme, ma mi piacciono altre forme in generale sulle macchine, su tutti gli oggetti di design. Cose troppo Esatto. tondeggianti, così non è una cosa che mi torna. Mi dispiace davvero, però Certo, purtroppo è così. anche a me, però poi quando devi fare la scelta, scegli quello che ti piace. È così. Scott Spark RC, io mai provata. Tu? No, nemmeno io. Non No, no. posso dire niente. E invece anche questo volevo chiedertelo io, come vanno le scarpe nuove di Shimano?
Le scarpe nuove di Shimano purtroppo, come ti dicevo, vabbè, adesso le usate queste 2 volte qui, ma ho Sì. fatto 50 chilometri l'altra volta e 50 oggi, quindi sì, va Ho bene, visto ma ho visto che è uscito il video, ma non l'ho ancora sì. guardato. Allora, guarda, oggi ho fatto uscire il video, quello che avevo, figurati quel video lì l'ho registrato prima della quarantena. Ancora, tu pensa, quel video lì, è vero quello che tu vedrai, che io regolo le tacchette, è vero, Sì. quella è stata la prima uscita che ho fatto con le scarpe, ed è interessante capire uno poi come va a regolarsi le tacchette, no? Poi ci ho fatto la strade bianche, perciò 140 chilometri, queste due uscite qui. Bisogna farci un po' più di chilometri, ma anche solo per renderle, Sì, sai, per scaldarle e che prendano sì, la forma del piede. cioè devi farci un po' di chilometri con quelle scarpe lì, sono rigidissime, Sì? sono scarpe davvero che non lasciano niente al caso. Cioè io, tu pensa che con Shimano gli ho chiesto, volevo un 44, loro mi hanno detto no aspetta, dici preciso qual è il tuo numero, cioè, misurati il piede, vogliamo la Centimetri, sì, sì, misura del anch'io piede. faccio così. Gli ho dato la misura, mi ha detto per noi ci va un 39 e mezzo, scusa, un 43 e mezzo. 43 ok. Io gli ho detto, vabbè, però poi, cioè, io ho paura, no, di Mhm. non avere paura, tu ti Perfette. prendi un 40. Sono perfette, poi con le sue calze, perché hanno le loro calze, Sì? diventa una cosa molto particolare, però sono scarpe che top, veramente, cioè tu una volta che ti metti la sua calza e ti metti la scarpa, è impressionante, impressionante. Capisco, hanno un prezzo impegnativo, sono scarpe di un certo tipo, eh, molto particolari, però sì, se vuoi un qualcosa di veramente oltre, quelle Mhm. Ma usavi vanno Shimano oltre. anche prima come No, io prima scarpe? ho sempre usato Sidi. Ah, ok, Mi ok. sono sempre trovato benissimo con Sidi. Con Shimano abbiamo questo rapporto che è iniziato da pochissimo, diciamo da inizio anno, e mi hanno voluto far provare appunto scarpe, casco, occhiali, le calze e il nastro manubrio. Io non sapevo che ad esempio Laser, sai, l'azienda Mhm. Laser fosse di Shimano. Ah, Io vedi, non questo, sapevo. esatto, perché difatti Cavolo. io gli ho detto, ma cavoli, ma voi non fate i caschi? Mi ha detto, sì, noi facciamo la Laser è di Shimano, Ok. e come la Pro, sai la Pro, quella Sì, con la quello freccia, sapevo. Sì, quello sì, è di sì, sì. Shimano, e poi Componenti vabbè, sulla BMC Pro. ok, e la linea Spire, perciò gli occhiali e le scarpe e le calze sono sempre di Sono Shimano, sempre no? Shimano. Sono proprio tutta la roba loro. E quindi sì, loro hanno voluto fare cose top, con le scarpe ci sono Ma riusciti. e Eccolo Shimano, domanda, non ho visto, stavo scorrendo prima. guardalo lì qui sotto. Eccoli, ciao. E Questa è prima, Nicole, ciao Nicole. ciao. E usi sempre scarpe diverse su biciclette diverse, quindi discipline diverse? Allora, Perché io ho nor- fatto una scelta su Shimano e ho preso le XC7 con cui mi trovo da Dio, benissimo, poi io ho un piede difficile, quindi sono molto attento a quella cosa lì, perché non volevo cambiare scarpa da una bici all'altra e sono Ah, ok, sì, no, contentissimo. beh, io per forza perché in mountain bike uso le scarpe da mountain che sono completamente diverse, Eh, dalla scarpa da strada, ma sono proprio due mondi completamente diversi. Quindi io ho sempre avuto due paia di scarpe da mountain bike e un paio di scarpe da strada. Perché tu mi mhm, dici perché due da mountain bike? Perché purtroppo la mountain bike sei soggetto a camminarci tanto, a sporcarle tanto, a uscire magari quando le condizioni sono assurde, quindi diciamo che due scarpe se sei uno come me che fa tanti chilometri e tante uscite, non puoi ovvio, rischiare di, capito? Se io faccio 10 giorni in altura, se un giorno le scarpe saltano, devo avere quelle per ovvio. rifare il giorno dopo. Poi ho delle scarpe un pelo più usate, quelle un po' più sfondate. Beh, no, è vero, quando sono le Beh, scarpe certo, sfondate, non le butto, per me diventano il secondo paio che certo, uso se certo, so che faccio uscite dove devi camminare tanto, perché la scarpa è più chiaro. comoda. La scarpa in carbonio da mountain bike è sì, rigidissima, fantastica, ma camminaci, Eh, mortale.
Ti dico, io che ho fatto la scelta, magari sarà una roba estrema, non sarà la regola giusta, capisco, però poi appunto uno deve metterla ai piedi e pedalarci. Camminare con la scarpa in mountain bike, Secondo che no, scarpa hai è un devasto, sì. capito? Non Eh. dovresti camminare e anche quello aiuta a dire no, dai, non metto giù il piede perché è improponibile. Però No, ti dico, però la scarpa da mountain, quando tu la giri, la vedi sotto, è fatta proprio completamente diversa, ha tutti dei gommini fatti apposta per mhm, poter camminare, perché è inevitabile, sì, sì, guarda, è sì. inevitabile. Anche se No, sei convintissimo di uscire e dici oggi è un'uscita comoda, che so che non metto piede a terra, ok, comunque alla fine la piedata ce la dai. Eh è no, vabbè, vero. ma No, ci no, sta, ci sta, ci sta, ci sta. No, ti dico, mi sono trovato benissimo, ci ho pensato tanto prima di fare questa scelta qua, ma con quelle scarpe di Shimano super. Comunque sole in carbonio, cioè una scarpa già bella, non una cosa esagerata proprio perché le uso tanto e non voglio avere il problema di dire no, non metto giù il piede, certo, però certo, super, veramente assolutamente, contentissimo. assolutamente. Le stavo leggendo qui sotto che misura del disco hai sulla bici da corsa Andrea? Ok, allora è interessante questa domanda perché io ieri proprio guardavo il video di Shimano dove spiegavano i freni, no? Io ho un 140 davanti e un 140 dietro. Sì. Loro consigliano, dicevano una cosa molto interessante ieri i tecnici Shimano, loro raccontavano ad esempio che lo standard quando fanno i Pro Tour, cioè quando fanno le gare, Mhm. la moto che porta le ruote come standard proprio dell'UCI hanno il 160 davanti e il Ok, 140 dietro. Questa è una cosa che non sapevo, è una cosa neanch'io. interessante. Loro parlavano appunto del perfetto connubio è 140 dietro e 160 davanti perché dà una sensazione molto più immediata sulla frenata e raffredda molto di più tutto l'impianto. Mhm. La mia Aerod esce con 140-140, io questa cosa non l'ho patita, non l'ho patita e quindi probabilmente è anche una questione di stile di guida, perciò io non ho esigenza probabilmente di troppa potenza frenante, magari anche un discorso di peso. Sì. Io ti dico, l'anno scorso a fine Stelvio, quindi sono 22 km di discesa, Sì, il mio freno funzionava alla tranquillo. perfezione. Quindi ti dico, io col 140-140 vado bene. Anch'io, sulla, Non sulla ho BMC bisogno. uguale, Mentre uguale. sulla mountain bike ho sempre avuto l'esigenza di ingrandire un po' Ok. davanti, cosa che ho fatto sulla Scalpel, ma cosa che non ho fatto sull'FSI per un discorso di mantenimento sempre del peso. Ho Perché su quella preferito, bici lì hai un ho un obiettivo di progetto peso, sì. diverso, poi sai, con l'FSI senza reggisella in discesa vai anche molto meno Mhm. e quindi invece Hai sulla Scalpel, bisogno no, di... sulla Scalpel ci ho messo il 160. Ok, guarda che non riusciamo a starci dietro neanche oggi, non bene. Ogni quanto cambiate le tacchette c'è un chilometraggio. Io Allora, personalmente quando proprio non girano più, quando vedo che sono finite, ma a sensazione proprio. ma tacchetta intende Io la credo le tacchetta tacchette sulla scarpa. della scarpa? Anch'io, Sì, 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 quando danno dei problemi, quando iniziano a muovere esatto, le esatto. cambio. Sì, sì, non ho. E non ho mai usato kit rigeneranti e cose del genere. Prendo e cambio. Perché, per Vabbè, esempio, Crank Brothers, che sono i pedali che uso su tutte le bici, sì, propone anche i kit rigeneranti, che non ho mai neanche capito cosa fanno, però è più comodo prendere le tacchette e cambiarle, perché sì, assolutamente, la sì. sensazione è diversa. Anche tu vai a sensazione? Sì, 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 assolutamente. Quando inizia a essere mollo il piede la cambio. Ok. Dove sta? Che misuratore di potenza avete sulle bici? Io non ho misuratore di potenza, ma tu sì sulla bici da strada, Sì, no? assolutamente. Io ho i pedali di Favero, Ok, gli Assioma di Favero. ok. Avevo prima il modello precedente che ho tenuto per 4 anni, mi ci sono trovato davvero benissimo, ma benissimo davvero. E sono passato agli Assioma quando è stato a ottobre e vanno benissimo davvero, anzi, gli Assioma per caricarli.
è ancora meglio perché gli altri avevano una porta USB, invece questi sono calamitati, l'appoggi Ok, sopra il sensore, tac, lo prende, una botta. Io mi perfetto. trovo benissimo, veramente. Garmin te lo rileva, fai ogni volta prima di partire fai il reset, ma ci Mhm. mette un secondo, Sì, calibrazione, fa la calibrazione, fa il punto si zero, riallineano. diciamo, no? Fa il Ok. punto zero, cioè, Mm. perché essendo metallo, lui in base alla temperatura, l'umidità può cambiare, quindi lui ti dice fammi vedere com'è in questo momento, quindi in quel momento sa che è a zero, tu non li tocchi, Sì, boh, lui per lui parte allo zero e ti fa la ottimo. misurazione. Ok, ok. Beh, interessante, non ho mai provato misuratore di potenza e sarebbe un dato in più, poi... Guarda, il misuratore di potenza è davvero, davvero interessante se tu vuoi utilizzarlo per non andare, perché è molto più veritiero, diciamo, del cardio, perché il cardio può variare Mhm. e il cardio è una sensazione, è proprio una questione del tuo corpo. Invece il misuratore di potenza è esattamente quello che tutto l'insieme del tuo corpo sta spingendo sulla bici e quindi riesci a essere più preciso, cioè tu sai che se il tuo FTP è 250 watt, Ok, sì. se tu sai che se tu ti metti a 300, sai che prima o poi esploderai. È semplice, Certo. è matematico, no? No, Cioè, ma è il perciò, motivo per cui si usano i watt in bicicletta è no, proprio questo, che il è un watt, dato che anche se prendi da solo, esatto, è un dato sensato da considerare che tu sia in discesa, in salita, sul piano, col assolutamente. vento. Cioè, Ma difatti il wattaggio è il dato, è il miglior, è il dato più pulito e preciso, è il miglior dato che si possa ottenere. sì, sì, no, assolutamente. Invece leggevo che, tornando al discorso dei dischi, i dischi mi piacerebbero, ma mi frena la necessità di smontare spesso la ruota per caricare la bici in macchina. Mi fa piacere dire la mia perché secondo me questo qua non è un argomento, cioè io non mi fermerei per questa cosa qua. Uno, perché quando provi i dischi, la, la cosa più incredibile è come puoi modulare la frenata rispetto agli Eh, altri. Ti dà una sicurezza assurda e io non tornerei mai più indietro. E smontare la ruota è di una facilità assoluta, ma cioè no, ma togli, esatto. metti uno spessorino, un qualsiasi cosa che non faccia chiudere le pastiglie, se proprio vuoi essere sicuro, basta, fatto. Ma Non... io che sono proprio peggio del Brusa, sono peggio cioè sono più approssimativo di lui, non ho mai messo spessori e i pistoncini non mi sono mai saltati fuori. No, anche a me non è mai Cioè, successo, però lo smontare, metti per... ma smontare la ruota, anzi, ti dirò, secondo me ormai col perno passante e il disco è più facile ancora rimettere la ruota. Cioè, Secondo me è molto più pratico, molto di più. io non torno indietro, lo raccontavo ai ragazzi di Shimano, veramente l'altra volta gli dicevo, io guardate, dopo, ci ho messo 3 anni a decidere che bici comprare, no, da strada, però sapevo già che sarebbe stata col cambio elettronico e col freno a disco, perché freno a disco, io che faccio mountain bike da una vita, sai che lì problemi non ne hai, mai. Certo, mai. Cioè io mi ricordo che coi freni normali ho ruote in carbonio e freno normale se pioveva. Io mi ricordo la prima volta ho frenato la bici accelerato, ho detto, ma qui cosa sta succedendo? Si è rotto qualcosa? No, è impensabile. No, 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 no. ovvio. No, se effettivamente ti capita che sei fuori e in una situazione come quella che dicevi adesso, non saprei cosa fare. Ok, metto giù il piede, mi fermo, appoggio la No, bicicletta e chiamo. assurdo, guarda, credimi, io ho fatto degli anni con queste ruote in carbonio mortali. Ma io ho fatto San Pellegrino, il passo San Pellegrino in Sì, discesa con le ruote in carbonio sotto il diluvio. Cioè, veramente no. il diluvio che non è che dici due gocce, poi si asciuga, no? Cioè, una saponetta non frenava, è una cosa, no, non si può, non si può. La Madonna. sicurezza del disco è No, no, incredibile, assolutamente. incredibile. Ah. Leggevo, quindi col perno passante non c'è il problema dell'allineamento del disco, buono a sapersi. No, no, è Zero, tutto più zero. facile. No, no, Guarda, una volta che la ruota è dentro, una volta che tu dai una pinzata, lui si autocentrano le pastiglie, sì, sei a posto. esatto. Quindi zero. Ma anche il rumore può succedere da noi, ma ovunque. Prendi un buco
che le pastiglie magari si muovono e Mhm. senti zing, zing, senti E qualcosa di un rumore. Dai una dopo, pinzata, si esatto, resettano e sei a posto. assolutamente sì. Sì, perché non è il disco che si stolge, ma sono loro che magari escono un attimo, Sì, dopo tac si rimettono a posto. È fatto apposta, esatto, è uno certo. strumento pensato. No, stavo leggendo qui, vorrei sapere se ci si può spostare con la macchina per andare a pedalare nella regione, ma dipende Sì, dalla tua regione. dicono da Perché noi si dice di no. Questa cosa purtroppo, non è consentita. Così dicono, però poi sai, ragazzi, non è semplice capire sto DPCM, ogni volta è un casino e ogni volta la regione ci mette il voce, quindi è un casino. Però a quanto pare dicono di no, che questa è una cosa che non si possa fare, quella di prendere anche la bici perché se si in può stare macchina e solo andare. nel comune, cioè per quanto possa essere esteso il comune, ti conviene montare in No, ma bicicletta, secondo me. lui forse parlava dopo il 4, Ah, dopo, no, dopo il questo non lo 4. so. Già non è chiaro, già che non è chiara la situazione adesso, Esatto. figurati dopo il 4, che ancora non si sa niente. No, Lui, guarda, andiamo. leggo solo una domanda, telescopico sulla mountain Stavo per bike? dirti la stessa cosa. Ok, io che non sono nessuno ti dico assolutamente sì. Puoi parlare con qualunque professionista, io ne conosco e ne ho parlato. Guarda, con una professionista io sono stato anni a dirle devi metterlo, devi metterlo. E lei Mhm. no, no, no. Quando l'ha messa mi ha detto cazzo, ti avessi ascoltato prima. Non Sono so, quei, sono quei è una di 300, quelle cose, sì. 250 grammi che invece ti fanno svoltare. Dico veloce la mia, non perché voglio essere frettoloso, ma perché dopo un'ora di diretta Instagram ti taglia, quindi È vero. non vorrei che non salutiamo. Però è una di quelle cose che anche se ce l'ho non lo uso perché non vado assolutamente forte in discesa. Ah, beh, ok. È tanto mentale la cosa, devi fidarti del mezzo, devi andare, però vorrei mettermi d'impegno per usarlo bene, perché effettivamente ti permette di abbassare un po' il baricentro, sei più libero sulla Ma mountain guarda, bike. io il giorno che ho fatto l'uscita in bici abbiamo fatto un bel giro, un percorso gara con Francesca Saccu. Sì? Lei corre nei percorsi del mondiale. Lei aveva sulla sua il telescopico, io ero con l'FSI, in discesa se ne andava. Ma è proprio Immagino. una questione di, cioè, se tutte e due vogliamo forzare in discesa, col telescopico è un'altra sicurezza e quindi inevitabilmente se sei più sicuro vai più forte e non c'è niente da fare. Io, per quanto potessi cercare di forzare, comunque c'è una cosa che ti tiene il baricentro in alto e quindi rischi di Sì, capottarti, sei, è un sei casino. limitato nei movimenti e ci sta. Assolutamente, assolutamente. Bene, abbiamo ancora un minuto e mezzo più o Va meno. bene, Niente, guarda, abbiamo risposto a tante domande, non a tutte quelle che bene. sono arrivate, però intanto No, ma mi grazie. fa sempre piacere se No, anche a facciamo me, due anche a me. parole così, volentieri. Meglio così che no andare in giro, cioè, come dicevamo prima, resistiamo ancora un attimo prima di andare, di No, uscire di veramente, casa tutta. Sì. poi guarda, appunto, adesso già che ho sentito i ragazzi prima e che abbiamo deciso questa sera di fare questa diretta, se ti va anche Matteo di Io sì, partecipare così nei sicuramente. commenti, scrivi. La diretta appunto è alle 9 questa sera dal canale di Lori Bart, perciò Bici fai da Bici te. fai da te. Sì, beh, lo Ok, conoscono perché ci, comunque è conosciuto Lori, quindi ci sentiamo dai, virtualmente stasera questa e sera niente, perché alla prossima. dai, Faremo in modo che tu venga qui in Friuli a fare un giro, così guarda, magari volentieri. provo anche l'FSI, ma L'FSI. non è per quello, è per fare un giro insieme. Va bene? Grande, ciao, ci vediamo. Ciao e Ciao a tutti grazie a ragazzi. tutti. Ciao, Ciao a ciao tutti. ciao.